La sindaca di Forza Italia dà il ben servito al suo vice sindaco della Lega subito dopo le elezioni regionali. Loredana Borghesan, che nella prossima primavera terminerà il secondo mandato da prima cittadina di Montagnana, era in lista alle ultime elezioni per un posto in Consiglio regionale che non ha ottenuto. Il suo vice sindaco Beniamino Veronese si è speso con passione non per la campagna elettorale della Borghesan, ma dell'amico sindaco leghista del vicino paese di Carceri, Tiberio Businaro. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Quando viene a mancare appunto la fiducia non si può continuare a lavorare. Questo è venuto a mancare nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e in modo particolare è associata con questo post pubblicato in Facebook sabato scorso. Per un post su Facebook si può quindi perdere la poltrona di vice sindaco. Beniamino Veronese, volontario di protezione civile, viene escluso dal servizio al seggio dal sindaco poche ore prima del voto e lui, sui social media, definisce l'esclusione un diktat. Forse perché non appoggio la Borghesan alle regionali? E quindi questo ha provocato un altro attrito all'interno dei nostri rapporti, questo sicuramente è comunque una storia che va avanti forse da più di qualche mese, forse anche un anno. La situazione a livello di rapporti si era un po' rotto proprio per il sistema di lavorare che io penso che sia migliore quello di coinvolgere un po' tutti, invece lei è un po' più sul solitario, individualista. Insomma. E già io l'avevo già pronosticato che dopo le elezioni sarei stato cacciato da vice sindaco, ma proprio per un discorso di rapporti e di situazioni che non potevano coesistere ancora per tanto. Intanto la sindaca Borghesan ha nominato vice sindaco l'assessore Giulia Marchioro, sempre della Lega. Con questa scelta la prima cittadina fa di tutto per escludere una possibile crisi di giunta o di consiglio comunale a Montagnana. Andrà così? Vedremo, perché nelle prossime ore sono previsti serrati incontri in casa leghista di Montagnana e in sede provinciale su questa delicata vicenda.